La cornacchia ed i pavoni. Come sono brutta, come sono brutta! Con queste penne un po' nere e un po' grigie faccio proprio davvero un'orribile figura. Ma guarda, guarda lì che differenza tra me e quei pavoni! Questo andava dicendo una cornacchia dirigendosi verso un branco di pavoni che razzolava poco più in là. Quando giunse presso con lo scopo di ammirarli più da vicino, si accorse che da uno di essi, mentre faceva la ruota, era caduta una penna, una di quelle belle penne lunghe della coda, ornata di tanti colori e con il grande occhio azzurro piantato lì, alla fine. Che splendida penna! Che splendida penna! Ma guarda, 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 qui c'è un'altra e qui c'è un'altra ancora! Oh, che idea! E se io adesso le prendessi tutte e me le infilassi nella coda? Ecco, così, 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 così! Ah, adesso sì che sono bella anch'io! E così, soddisfatta di sé, la cornacchia si diresse decisa al gruppo dei pavoni, si mescolò a loro, dandosi molte arie, pavoneggiandosi proprio e cercando di imitarli quando facevano la ruota. Ma guarda come è ridicola quella lì, guardala! Ma che crede di essere in fin dei conti per darsi tante arie? Ecco, guarda, ecco, così si prendono queste penne. E così dicendo, un pavone le volò addosso e le strappò una penna. In un attimo tutti gli altri pavoni le furono sopra, riempendola di beccate, e le portarono via quelle penne che lei aveva inserito, oltre le sue. La povera cornacchia, cacciata dal gruppo, zoppicante e dolorante, se ne tornò con le cornacchie sue compagne. E come mi hanno conciato male quei cattivi! Scusami, ma tu perché hai voluto farti bella con le loro penne? Ma io volevo essere più bella! Ma perché non ti piace come ti ha fatto madre natura? Ma io non credevo! Ma tu! Vattene coi tuoi pavoni allora se non ti piacciamo! E se ci disprezzi è inutile che tu stia con noi! Questo le dissero le cornacchie sue amiche. Vedi che cosa capita a chi vuol sembrare più di quello che è? Oh, di là ti hanno cacciata a beccate perché volevi farti bella con le penne del pavone e le tue amiche di un tempo non ti vogliono più perché hai disprezzato la tua razza. Se tu ti fossi accontentata del tuo stato, non avresti dovuto subire due affronti, uno più doloroso dell'altro. La povera cornacchia zittì, chinò il capo, si guardò la coda spelacchiata, si rincantucciò in un angolo a meditare su quelle verità. Il cane e la carne. Che bel pezzo di carne che sono riuscito a rubare oggi dalla dispensa! Adesso mi vedo qui in quest'angolino della cucina vicino al focolare e me lo mangio zitto. Anzi no. Se viene la cuoca e me lo vede, addio carne. Il minimo che mi può capitare è di buscarmi un sacco di legnate. No. Ecco, allora la porterò nel mio canile lì sulla paglia, da un lato. Ma no, il canile no. E no, tutte quelle pulci mi rovinerebbero il pasto. Io bisogna che vada più lontano dove nessuno mi possa dar fastidio. Ecco, ho trovato. Vado al di là del fiume e da lì nessuno mi può seguire perché fa tanto freddo in questa stagione e non c'è uno di questi pigroni di uomini che rischierebbe di fare il bagno. Ma che lì va proprio bene. Così me ne vado sull'altra riva e lì sono sicuro di stare tranquillissimo con questo mio bel pezzo di carne che ho l'acquolina già in bocca. Infatti, il nostro grosso cane lupo si incamminò verso il fiume. Faceva freddo, tirava un vento gelido che aveva spazzato tutte le nubi e c'era anche un pallido sole. No, lui non aveva
avrebbe avuto neppure bisogno di gettarsi a nuoto nell'acqua gelida, perché un piccolo e malandato ponticello conduceva proprio giusto alla riva opposta. Si avviò per il ponte e quando fu giunto a metà si sporse e guardò giù. O chi è? O chi è quello lì? Sì, quello lì, nell'acqua. Come mai è possibile che un altro sia venuto qui con la mia stessa idea? Eppure no, io no, non mi posso sbagliare. Guarda. Mi sembra che il suo pezzo di carne sia più grosso di quello mio. Infatti, la bistecca riflessa nell'acqua sembrava molto più grande. Accidenti, e se adesso glielo portassi via quell'altro, se io gli dessi il mio pezzo per prendermi il suo. Accidenti, il cambio sarebbe buono, eh. Detto fatto, lasciò andare la sua carne e allungò il muso per afferrare quella dell'altro cane. Ma allora soltanto si accorse dell'errore. Allungando il muso, vide che anche l'altro allungava il muso verso di lui per prendere qualcosa. E il grosso pezzo di carne? Accidenti! E dove è andato? Dove è andata la carne? Non la vedo più! Già, il grosso pezzo di carne era colato a picco nelle acque del fiume e la corrente se l'era portato via, forse per darlo ad un altro cane